Mezz'ora di teatro. Dall'Officina Geniattore. Siani e muore Pasolini. Il Napoli di Vinicio arriva al secondo posto in Serie A e Luisa Conte debutta con Pietro De Vico al Sannazzaro di Napoli con Don Pasqua fa acqua a Pip. Beh, ma c'ha zecco tutto questo discorso che la commedia stasera. C'ha zecco, perché avvengono tutte nello stesso contesto storico dell'anno 1975. Anno in cui Gaetano Di Maio, nella sua dimora napoletana, si apprestava a concludere la sua nona delle 28 commedie scritte, cioè quella che ci apprestiamo a presentarvi questa sera. Il morto sta bene in salute. Un giallo comico in 2 atti che i liberi geniatori hanno riadattato per voi in uno stimolante spettacolo musico-danzo-teatrale. Cari spettatori del Teatro Italia di Acerra, benvenuti nella pensione della tranquillità. Modestamente, quando c'è da giornata, non puoi da mettere paura niente di nessuno. Ma no! Tu mi dai luce, tu mi dai fresco, facciamo finta che non siamo in casa. Delinquenti! Figli a trocchio! Mascalzoni! Buona vita! Che succede? Buona vita! Buona volta! Scusate tanto! Ma che dici, ma non dici? Eccola! Elegante e riservata alla mia signora! Ma che succede? Ma che fa? Ma come l'antifurto ti chiama e tu non scina? E che se mette a fare ora? Iana! Iana! Iana che? Iana! È passata in ciò. Aspetta, ho capito già a te. Allora, aspetta. Per questa occasione ci vuole l'impermeabile. Ah, ce l'avete? Mi raccomando, prendi quello grigio lungo quei bottoni neri. Tu non ti vieni! Fare l'ispettore cazzetto! Non ci vuole, questa è una pensione. Mi sono passata giornata bella, fresca, simpatica. Sono femmina pure e capisca. Una ragazza può prendere la sciuliata perché perde la testa. Ma tu ti sei messa perché? Cucino Torre, che è una
innanzitutto tu puoi essere padre, ma poi è un cantante attore. Uè, chi come attore fa schifo proprio. Però già dice la verità, come cantante, faccio schifo ancora! Mamma, ma quello è un grande macchiettino. No, quello è un grande macchiettone! Mamma, voglio lo guardare con gli occhi miei. Mamma mia, spiegami pure a me, che te? Fascino, stile, charme. Ma che mi dici? Ma queste cose vieni qua che t'ha già sciarmato! Io volevo fare la Ida, un trovatore. Oh, barbiere! Un barbiere. No, dico il barbiere di Siviglia! Quello è un'operetta bellissima, forse questo volevate fare! Ma sapete che cosa mi piaceva fare di più? Un pagliaccio! Come pagliaccio? Ma dico ridi pagliaccio ridi, quella è un'opera d'arte bellissima! Mio suocero Pie, mio suocero Pie. Che? Pie seconda bassa. E te pure qua, e te pure qua. E corno! E corno dove sta? Mia suocera mia suocera La cretina! una graniglia. E mangio pattati, e mangio pattati. Amicio! Ma che non faccia capra? Ma sentite un po' che ci vedo anch'io ho appena partorito una scopolenza! Ma tomate vede che è un artista, lei c'ha orecchio. Sì! Io sono sempre stata una ricciosa! Sempre! La volete sentire? Facete male, facete male. Subito da commento! Mio genere non c'è! Mio genere non c'è! È un celebre cantante! E pare che fa schifo! E pare che fa schifo! Tito schifo e se ne va! Bra, bra! Questo mi smette male! A tuo zio si mette così! Che lo sai che sono gente seria! Sì che sono cristiane! Ma non posso niente, sono arrivato pure ai quarti, sono arrivato. E bambini l'hanno arrestato! Sì! Sì, ci volevano arrestare noi, oltraggio al pudore. Hanno pigliato tutti i travestiti. E beh, e poi che avete fatto? E lì, Sì! ci ha girato a Bruzzetta in pazzo. Mamma indiana, però me l'avete cognato. Capito? Ci ha ancora preso con te, andiamoci. No, io non posso pigliare niente, poi cosa stanno poi? Adesso sono stato tutto tu, poi faccio l'analisi, che cosa mi stanno poi? Mamma mia, perché che sciuto? Ecco, un polisterolo ha fatto e panzaminale a 3,20 e il riciclo a 1,3. Lo fegato a 30.000 lire, qualcuno per fare di più. E fatto nostra milionaria quella, va! Amico, vediamo quando la manca a casa tu come a cenozzo, non anzi. Ha cantato 30 anni fa! Quando ancora ti dico qualcosa ci metterai! Ora mi è rimasta solo una supplica alla memoria! Come sta su? Fammi capire. Giuliano, dai una riposa! Signora Nannina, aiutatemi voi, eratemi un cucchiaio di zucchero! Non si vestì, io non cucciare zucchero volesse volentieri, e invece gli devo dare una presa di veleno. Quella disgraziata di mia figlia, tra qualche mese, sarà sputata a forza. Ma mi dai tutto zucchero qua? Ma come volete ridere? Ma bottigliella mia! È stappato, tanti metri, è stappato! Non si vestì, ma voi, come state messo a Lucca? A Luca! A Luca! Oh, Luca! Andiamo qua! Io modestamente ho speso milioni per rifarmi il look! Oh, non si vestì! E allora cagnato Erika! Bocca al lupo, fra noi gente di teatro, non si dice! Lo sai come si dice? Merda! No, figlio, non c'è una ragione, è proprio così che si dice! Merda! Madonna, ma tu non me l'hai detto bene! Giuliano, questo dai dall'anno! Donna simpatia, così ti devo chiamare. Sì, si Ehi, capisce. è Gennaro onde? E Gennaro, unne. Onde è Gennaro? Unne. Gennaro, unne. Emanuele. Emanuele. Sta giocando a nascondere dalla figlia,
È stato sempre un calcio. Vesuvio! Ricordi ancora? Il nostro saluto. Sì. Ci salutavamo sempre così, quando veniva a trovare i miei genitori a Napoli. Vesuvio! Come l'eruzione! È stata bella piccinella. Rosetta. Sì. Bella. Ma ti fece proprio bella. E poi con chi si genitori? Ma che gli uguali a me? Soprattutto per capire. Rosetta, io mi ricordo di te, eri ancora una puttanella. E che la cuccia è rimasta? Vale qua, per me! Per me, Scusate, ma voi perché ogni tanto parlate siciliano se siete quartieri spagnoli? Rosetta mia, ma lo sono tanti anni, che faccio la picciotta da Napoli e Palermo? Sì, è diventato un puccione viaggiatore. Ma scusa una cosa, ma tu domani sei venuto a che stu? Chissà come sta restando, quasi, abbiamo a preparare pure la camera tua, vedi? Fatta a cucca, poi domani mattina facciamo i convenevoli. Ma che minchia dici, c'è da rettare, questa pensione, no? E voi nottamoli siete. Anzi, io avevo pensato di andarci a fumare un bel calumetto, con i coniugi bottiglieri. E tu mi mandi a cuccare, cioè no, ce lo facciamo o non ce lo facciamo su calumetto? Se no, ma tu lo fai a calumetto. Nanni, lei te non c'è la vita della facciamo. Hai capito, se no? Un calumetto a pip. Se no. Andiamo, forte che sta a pippia. Cesare Nannina Bottiglieri, il nome della nostra antica amicizia. La valigia di Luciano Padello. Onne. Oh, che nulla! Io so che non ce l'avevo a rubare. No. Ce l'avevo fatto prestare. La valigia. E la valigia con le spugine. Oh, ma noi pensiamo, oh, raga, con fitane di tempo non ci mettiamo nada volta 500.000 lire. Allora ce l'avete rimesso. Quanti ce l'abbiamo rimesso? Ma perché ha dei prezzi tutti e due? Ci mancano ancora 19 anni e 4 mesi. Il tempo ci sta, i morti. Vabbè, Nannina, c'è tanto. Si tratta soltanto di 500.000 lire. Io modestamente. Siamo state ragazzi una cartella, ma sempre una cartella. Allora, 500.000 lire a volta. Ma perché di più? Io non posso stare con tutti i fratelli. Sì. Non ti pigliamo mai che le fa tutto a parte, calotto puzzolone. E a te Giannina, Gianna! Ma tu fai la fare? Ma non sai più dire? Quanto avete preso? Andiamo per perché? La madre è la mafia! Li aveva avuti per ammazzare una persona! E come non si fa? Sì, c'era una ragione precisa! Non è vera! Per me la pietà! Che la ci deve arrivare? Per me non ci deve arrivare! Per me non ne facciamo qualsiasi no! Per me non ci deve arrivare! E ti stivi prima, dopo ci stivi qua! A me primo giro non mi è piaciuto, Quindi lo dico per l'ultima volta! lascia pazienza. Rimane in mattina già fi capito? Nina! Queste cose non si possono dire apertamente! È a volo che devi atterrare! Sì, a me, ma se tu non cacci niente, no? Non vuole mettere a fare il moscio. Gennaro! Annino, ripeto un'altra volta! Poi tu! L'ammazzeresti una persona! Oh! Ma tu spasci tutto poco. Fatemi bene! Per voi è facile! È facile! Perché le persone che deve morire hanno già qui questa pensione! Luigi Chiacco! Bravo! Soprannominato Gino Torello! Madonna mia, ma tu perché mi fate sti tentazioni? Io non ci capisco! Però, se il diavolo dovesse tentare, basta farmi un cenno. Io chiamo in Sicilia, tutto è fatto. Vabbè? Avete capito? Sì. Se voi vi impegnate, non potete tornare più indietro. Si vuole bene.
Perché finite sbagliate. Quando cemento, quando sapore, quando cemento, indo. Quando cemento, indo. Quando cemento, indo. Io come le mando in camera mia. Sì. Mi tiro un colpo in testa, qua proprio. Allora, anzi macina, non ci rimuove la seconda volta. Va, va. Andiamo lì. Però non discutare, sì. Se non che sei giusto per chiamare sto tormento. State zitto, che non hai capito niente, che il tuo problema con Carmela Picciotti, ci diciamo qui se stesso. Non ci dai, non posso mettere questo, ma che stai facendo? Va bene. Ne posso grazie, la devo tornare. Dove non ci lo dovevo? È morto! Questa famiglia, scusa, ti ho spaventato. Quello, mentre provavo la parte e partito il colpo, sai, quello è un grande artista, si medesima, boom! Quando cemento, indo. Com'è brutta la vita sapore! Con tutte le scomaccate, c'è da! Che schifo, Secondo me, Nanni, è meglio che avremmo guagliato in doccia. Pronto? Il fioraio Gennaro Monduro. Ah, buongiorno, sono Peppino, pensione della tranquillità. Allora mi dovete fare una cortesia, ho bisogno di un bel mazzo di fiori e ci fate scrivere il bigliettino, ci scrivete con la vostra calligrafia. Se non fate quello che mi aspetto da tanto tempo, morirete. La luna non è ancora tramontata e le stelle stanno a guardare. Cioè, no. Ma che se non c'è ritto che ti hai pigliato tutti i soldi dalla valigia e ce li dai a tanto messo? E come non ce l'ha ritto? Beh, allora che vuoi? Perché non se ne va? Cosa ci dici che non se ne vuoi sapere, sei disgraziato? Buongiorno Carmela. Ma non mi mandi? Buongiorno. Quello è Carmela Camarella. Visto come avete bello. Animale l'avevo sempre chiamato Melì. E oggi mi è venuto la chiama Carmela, va bene? Come pensavo che era Carmela la siciliana? La siciliana che lei sta bella pizzicata, la napoletana. Ah, vedi? È pure incinta, è incinta troppo contrario. È arrivata Bernadette. Dici la verità, ti siete sempre la prima messa? No! No, che allora No! Mi sono andata a prendere la comunione! la comunione? Sì. Nanni, l'avete sta faccia vittime, capito? Tu a me mi fai perdere il coraggio. Cosa sta bip? Ma quale Bibi, ce n'ha? Quello è l'assassino della notte! È un super giallo! Il primo che mi sono letto è questo qua, vedi? Il mistero del pugnale d'argento. E se può fare, ce n'ha? Nanni, un pugnale d'argento non tenete. Non teniamo, ce n'ha? Mentre invece il secondo, il laccio alla gola, vedi? Un laccio tag! O tag, ce n'ha? E chi ci mette un anno a chi? Chi danno quello che sta? Hai ragione, danno quello tanto! Ce n'ha? Anche io ho letto tanti titoli di libri. Sì. Titoli, sì. Ho letto Il sangue del nemico, Sì. Il sangue del diavolo. Lo sangue Malibu. O sangue chi la biva! Lasciate fare che le potremmo fare. Eccolo qua. Morto nella vasca da bagno. Mamma mia che pressione, ce n'ha! Tu devi entrare nella stanza da bagno, ok? Si avvicina alla vasca, apri il rubinetto, riempi la vasca piena d'acqua, d'accordo? Sì. Poi alza gli occhi, vedi? Sul lato destro vicino al muro c'è un filo della corrente tagliato. Nanni, Sì. tu con molta delicatezza Sì. e apri il filo, lo abbassi,
levo un nastro, io me ne rindo là. Non se ne addono, se me ne rindo a vasca, moro fulminato. Marano come mi fa pressione, ce n'ho! Però questa la gente non lo deve sapere. No. Poi fa un'altra cosa. Sì. Non è venuto qua. No, ancora, ce E n'ho! ha contato pure da 1 fino a 60. Ma perché? Perché ha già contato da 1 fino a 60? Perché ci maro tempo che ha da morire, ha da sparpatiare. Marano, ce n'ho, com'è brutto! Ma mi ha dato troppo baffuata! Ascolta. Va. Allora adesso vado in bagno. Bravo. Ok. Apro il rubinetto della vasca. Bravissima. Riempio la vasca d'acqua fino a sopra. Bravo. Poi alzo gli occhi e guardo il filo che tu accuratamente hai fatto scendere vicino a me. Esatto. Piglio il filo e lo metto dentro all'acqua. Brava. Mentre io messo il filo dentro all'acqua, lui esce con la sua sanfa, tutta allera. E si va a po' bagnetto. Brava. Va dentro lì. Esatto. Metto un bruciolo dentro all'acqua e rimane fulminato. Bravissimo. Poi io vengo di qua e conto da 1 fino a 60 e mentre io conto da 1 fino a 60 che lui dà la scala fa sparpate la sanità ed io è morto per collasso cardiocircolatorio. Non le dici tu come è morto? E chi lo dice? La polizia, i carabinieri, la finanza, i pompieri, i fotografi. E fotografi? Ma perché ci fanno le fotografie? Ti ha fatto fotografia? No, oggi non è la fotografia, ma faccio. Ma che stai dicendo? Tu ti ha fatto fotografia? Ma non me la faccio, non vedo bene, non sono igienica, Gennaro! Ma quale igienica vedo? Gennaro! Tu ti devi fare la fotografia per il cadavere che abbiamo scoperto. Hai capito? Me li darisci prima, io vado parrucchiere, Gennaro! Chi lo? Mi scusi, ma lei è il proprietario della pensione? Io? Ma quando mai? Io sono di passaggio. Ah, davvero? Sì. E la signora è la moglie del proprietario della Che pensione? volevo, Sherry, che volevi? Ma scusi, ma che lingua parla questa signora? Aspetta, poi voce. Ma che si lingua è? All'epoca mi ha già inventato un mamma. Ah sì, è francese, sì. Francese, senta, io non ho tempo da perdere, vi ho portato questi fiori per voi. Sì, signori, mettetela a terra, vedete appoggiata alla Allora l'avete capito? L'avete capito che dentro questo mazzo di fiori c'è una bomba? Però la bomba! Senti, ascolta, Matti, chi ti manda? Chi mi manda? Ma dai, stavo scherzando. Ma secondo voi dentro questo mazzo di fiori c'è una bomba? Io adesso non ho tempo da perdere perché devo guadagnare. Metto questi fiori qui dentro. Sì. Quando viene il proprietario lo fate passare dal negozio. Sì. Perché deve regolarizzare il conto. E adesso, caro Sul, dammi una piccola mancia. Una piccola mano. Certo. Quando faccio sta cosa che è bella! Che se ma non trovi più! Che la dici lì? Adesso lì che io dico te ne. E questo è tutto, ma non si vergogna. Ma sai che cosa significa mancia? Dai, poverina, mangi pure te. E lo sai che cosa ti dico? Che chi dà una cattiva mancia fa sempre una brutta fine. Arrivederci. Aspetta! Guarda che devo avrelle! Ma che sta che lingua che? Ma sta la biscanda lei questa sera? 10, 20, 30. Grazie signora, grazie. Mi ha già sempre detto che sei una pensione scema. Va, mangi pure te, va, mangi pure te! Ma mi non ci viene anche te ne devo fare veramente, ce n'ha! Ce l'ha di sotto la bulletta la luce, con mamma e chiudi! Facciamo come dove, mannaggia! E chi ha portato questi fiori? Come sono belli? Belli. Che belli questi fiori! Chi li manda? non lo sappiamo, Peppi, stavamo aspettando a te per sapere A questa me? cosa. Sì. Oh, quanto onore! E c'è sono bigliettini? Sì. Hai andato a letto bigliettini? No, stiamo aspettando a te, Peppi. Oh Gesù, allora pigliamo i bigliettini, Pigliamo i bigliettini. Che la e tu qua! E scoppiamo!
francese. Ma che insomma? Un bigliettino, fa. Fum! Pensavo che era di Mariolo! Ha fatto potente un bigliettino, se no! Che dici? Se non farete Sì. quello che mi aspetto da tanto tempo, Sì. morirete. Proprio tanto morirete. Ma sei sicuro, hai letto pure? Ah, l'ho già fatto scrivere io, come non lo leggo più? L'ho già fatto scrivere io, non so quello che ci sta scritto. Forza passalo! Chi stai qui sta vecchiatore? Signora, qui sto multimilitare a scoprire il girotore! Era uno scherzo, quando uno scherzo alla signora Pallini. Calma e sangue freddo. Vicina? Sì, vicina? Sì. È pronto il bagnetto? Ah, non sta vicino. E non vicino non ci sta! Tutta la tavola chiudo vicino. E è andato da te Francesco! E mo' bagnetto non mi posso fare! Ma chi l'ha detto questo? Il bagnetto te lo prepara la mamma dell'amica. Sì, la gatta Cenerentola! Quanto disturbo, cara suocera! Però lo voglio come lo prepara la mia vicina. Con i solidi odoranti. Sì. Poi, non c'è da. E poi la temperatura dell'acqua deve essere non troppo calda e non troppo fredda. Diciamo una cosa Distensiva! Bravo! Sì, una cosa distensiva, rilassante, eccezionale. Non c'è da. Una cosa elettrizzante. Mamma, ti prepara una cosa elettrica. Ormai la mia famiglia siete voi. Ah, però non le dire queste cose così commoventi a prima mattina, capito? Ci fanno male, stai facendo gli anni nazionali io! Amo per Io ve lo voglio dire. Sì. Io Sì. vi voglio bene. Babbo! Nanni, come la nervatura? Cioè, tu come mi chiamate? Papà? Mamma. Nanni, Gianna! mo! C'ammi a preparare un bagnetto! Non porti i modi, non ce n'ho! Tanti auguri e 100 di questi giorni, signora. È pronto il bagnetto? Sì, vai bello, vai! Il bagnetto ciac! Tutto pronto? È pronto! Laudata sia mia signora Sì. per nostro fratello lo bagno, che è tiepido, distensivo e profumato. Specialmente profumato e distensivo! Allora io vado a fare i bagnetti. Sì, ciac! Vado. Sì, ci mi si pure il paparè! Vado. Sì! Già, il paparello ti stanno aspettando! Io suocera non viene. Nanina! Ho paura del buio, Nanina! Nanni! Nanni non fa possibile! Chi è, Nanni? Chi è? Va drogato! Chi è? Mi avete avvelenato il momento più bello! Ma te lo pacchista! Anime mamma! Anime papà! Datemi un segnale! La suocera non viene! Ci sta cantando! Madonna, che bello bagno che mi hai fatto, complimenti! Ma proprio nella vasca ti sei messo? Sì, mi sono proprio consolata! Com'è possibile? Proprio belle sintetamente! Nanni, chi sei indistruttibile? Sì, indistruttibile proprio! Cameriera! Sì! Fantesca! Cameriera! Uè! E poi che ci facci venire da camera mia? E stavo aiutando la cameriera a riordinare.
stava aiutando la cameriera a riordinare. Voi hai capito tutte cose. Cameriera! Preparami la colazione al tuo signore e padrone. Ui, e questa volta me la porti a letto, Ma proprio moi, che volevo stirare un po'. Perché prima non potevi stirare? No, ma perché non ho sapito? Che prima non ci stava la corrente? È mancata la corrente. E quando è venuto? Dove cantando? La corrente venendo. C'è stata fare solo una cosa. Oblè! Brava, capivo. Oblè, Gennà. Sentimi una poco. Quando prima a colazione o a pranzo? Facciamo una cosa, ho dato a dessert sotto tiramisù, che mi fanno lì. Quando ci capita un'occasione, ci ho dato a lì. Come facevi? Ehi, ma da dove? Vado a portare la colazione a Gino dove? No, a Palangoppo. Che sa mangiare là, va. Ma forse stavo mangiando in cucina. E mo ce la porti in cucina? No, a Pallo. E può essere che stavo mangiando là? Uffa! Oh, ma che sto quando è diventato indisponente, eh? Ma tu in questa casa che fa? Ah, cameriera! E allora va a fare da cameriere, mamma, ti cammina! Dammi stu veleno, non aspettare male. Dammi stu veleno, non aspettare male. Si non stavo pure il fatto non volere! Date da circa nessuno sa niente. Non stavo! Fa una cosa, Anni. Ti, che tu volete, ti. Tu e tuo sangue! Oh, che capito? Che già capito? Quando metti il veleno nella tazza. Ma perché non meno tu? Ma tu sei ciuc! Quando ne metti, basta che fa un effetto. Cameriera! Cameriera! Come pare la pemaia! È pronta sta colazione? È pronta sta colazione o no? Sì, tesoro mio, è pronta. E prendilo presto il caffè, perché sennò quello si fa freddo. Vai! Prendi! Uno sus! Ma già c'è la bella tazzolella caffè. Ma va chi da cucina e ma va a capire. Non dovresti sapere chi sti gioca est. È uno stilista personale, tutti chi? No! Chi lo porca a te, ci chiamano a noi, Non ce ne può. No, ce n'ha no! State fermo! Calma! E noi sai che facciamo? Li stanno fermo come a testa. Indifferenti come si è fatto, non posso questo. Fa una cosa, scendiamo a me, con calma, va boh? Mettiti accanto a una bella canzone, ti rilassi, va? Mio suocero è in piedi! E tanta canzone, ma che sta per traccando? È quello che sta mesciuto, che l'aveva scattita! Mo cambia 100 anni più. Voi siete un maleducato, un violento! Ehi, gamma, mezzo caramella, mezzo cioccolatino. Ma quando ci va, so essere amaro. Sentite, noi siamo i proprietari della pensione, vogliamo sapere che dite che è successo. Ha preso a schiaffi a Gino Dode. Però, ha pigliato a scappare un cadavere, Mannaggia diavolo! Tutto il caffè intero mi ha fatto carino. Ma ricordatevi buono, noi, che siamo venuti a fare Napoli, a chi cercamo? A papà! Ok, e appena io vi dico, ecco vostro padre, voi che facciate? Ma chiaro già, se non mi lasciate dare con quello per te, voi avete solamente riso. Papà è morto! Papà! Ma chi sono? Questo non è vostro padre! Scusate signor, c'è stato benequito. Bambini, questi non sono i vostri I padri. vostri padri, ma che state dicendo? A chi Scusate cercate? signor, Ma che scusate? signor, non vi arrabbiate. Scusate. Qui cercamo un certo Gino Dore, dice che ha la giacca. Io ti sposo! Ah no, lui è Gino, il vino si fa 100 e l'amore si fa odio. Bambini, ma io vorrei da chi? Ma come? Chi si chiamano papà tutto quanto? È l'unico padre vero, o schifo, no? Papà è morto! Lo sei mamma te!
questi vogliono che mi visto una fotografia. Oh mamma mia, come sono arrivato fino a qua? No comment, no comment. No, ragazzini, voi quando parlate con me dovete parlare dolce, un forastiero. Io non lo capire. Repeat, we cannot talk to you. Repeat, we cannot talk to you. Io vedo che la vecchia va tutto e tre, scusa. A chi tu si cava Va! Ma caspita! Cazzo, questi meganatre che passi una faccia e macro! E gli hanno belli! Va! Sei fatto proprio rosso che Tu! Io ti faccio mazzo tanto! Pure pure si tiene addosso, capito? Rosetta mi va bene, la gentisa. Uè, caramella! Tu hai venuto a fare l'autista! Io sono ancora vivo! Sì, ma ancora per poco. Ma ha sparato veramente! Io sono stato. Io. Delitto d'onore fu. Mi aveva sedotto la figlia. Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Signora, già detto già prima. Io sono stato io! No, è stato lui. Io mi credevo che ero stata io. Ma che dite? Ma vi ammazzano! Che ritto? Adesso vi ammazzano! Carmen! Ma tu ti sta menopausa! Chi ha ucciso quest'uomo? Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Babbo! Non ti può! Non ti può! Ma l'ho già sparato! È vivo! Già sparato! Oh, no. Scherzo è riuscito perfettamente. Ma perché questo era uno scherzo? Ha ci fatto sparare un colpo a Salvatore Silvestrini. Non giovane! Non giovane! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Mi aveva sedotto la figlia! Io! Sono stato io! Delitto d'onore fu! Gennaro! Ehi! Il morto non è morto! Il morto sta bene in salute! Mezz'ora di teatro. Dall'Officina Geniatori.